Oggi in Commissione abbiamo discusso una delibera in modifica della scheda ospedaliera dell'ospedale di Cittadella, assegnando un'apicalità di pediatria e i posti letto necessari a far sì che quel punto nascita, importantissimo perché parliamo di un punto nascita con oltre 1000 parti, possa ovviamente continuare nel miglior modo il suo funzionamento. È stato un continuo ascolto del territorio, dei sindaci della zona del cittadellese che hanno portato questo invito alla Giunta di predisporre questa delibera che la Commissione oggi ha votato a maggioranza, ristabilendo credo anche un qualcosa che in scheda mancava e che era necessario migliorare. Incredibile, per la prima volta in Commissione si è rifiutato di sentire il Comitato dei Sindaci prima di procedere alla rivisitazione delle schede ospedaliere. Noi eravamo favorevoli a pediatria Cittadella e quello che dicono le schede, ma in questo modo è inaccettabile, soprattutto perché non viene risolto l'altra gamba dell'ospedale, che è quella di Campo San Piero, sia su cardiologia, su urologia, su chirurgia vascolare e sulla attivazione del CTO. Non si può avere due velocità, avere cittadini serie A e cittadini serie B. È importante risolvere la questione dell'ospedale di Campo San Piero.